In questi anni è aumentata la velocità con la quale le nostre case sono connesse alla rete internet, ma resta ferma al palo la gestione degli appalti del servizio di manutenzione e assistenza sul territorio. Ne è un esempio la situazione dei 15 lavoratori che si occupano della riparazione dei guasti alle linee fisse del distretto telefonico 0185, il prefisso che va dai comuni della costa fino a quelli dell'entroterra. Negli ultimi 2 anni hanno operato per conto della Econet di Arezzo, che aveva ricevuto l'appalto dalla Telecom, avendo come base operativa la zona industriale di Casarza Ligure. In queste settimane l'appalto è passato a Site, la quale però ha già espresso l'intenzione di non inserire nei propri organici questi lavoratori, già sottodimensionati rispetto all'ampiezza del territorio da coprire, ma affidare il servizio a sua volta ad un subappalto, disinteressandosi di tutti i risvolti che questo comporterà sia sulle condizioni lavorative ma anche sulla qualità stessa del servizio. Il problema è che il subappalto non funziona per i lavoratori. Loro hanno già tristi esperienze con il subappalto. Cioè, tristi esperienze intendo il fatto che queste ditte, 2, 3 mesi, 4 mesi vanno avanti, poi non riescono più a pagar stipendi, c'è poca sicurezza sul lavoro. Non è da poco che abbiamo chiuso un'avvertenza contro un subappalto di Site. Quello che teme il sindacato è che questo passaggio al buio vada ad influire direttamente sulla qualità dell'assistenza sul territorio in caso di guasti o problemi alle linee. Per questo nella giornata di sabato mattina verrà organizzato un presidio davanti al comune di Casarza Ligure per chiedere che i rappresentanti delle istituzioni di tutto il Tigullio si mobilitino per tutelare il servizio e i lavoratori. È vero che la sede è lì, però, come dicevo prima, riguarda solo 085, quindi tutti i sindaci del comprensorio dovrebbero sostenere questi lavoratori perché il servizio che loro forniscono è di vitale importanza. Ora si parla costantemente di comunicazione, di digital divide, eccetera. Beh, quelli che fanno funzionare i telefoni in casa sono proprio loro.